Bene, buongiorno a tutti e grazie al senatore per l'invito. Io in 5-6 minuti cercherò di sintetizzarvi la ricerca a cui ha fatto cenno Nicola Stambogis e procederò per punti, veloce, eventualmente poi dettagli in un altro momento. Allora, prima cosa, in sintesi, noi abbiamo analizzato le imprese digitali che non sono un oggetto non meglio identificato, ma rispondono a determinati codici Ateco della nostra società. In sintesi, cosa emerge da questa ricerca? Emerge che 10 anni di imprese digitali hanno reso il nostro paese più resiliente, più coeso, più imprenditoriale. E adesso vi spiego perché. Perché più resiliente? Perché in 10 anni le imprese digitali sono cresciute del 40,2%. Erano 104.000, sono diventate 146.000. La crescita si è accelerata negli ultimi anni e in particolare nel biennio 2020-2022 siamo passati da un tasso di crescita del numero di imprese, tasso netto, nuove nascite, meno di imprese morte, ovviamente, da una crescita media di 3.000 e poco più imprese l'anno a un salto di 8.000, di 7.500 imprese mediamente negli ultimi 2 anni. Nel complesso il comparto, che pesava 1,7% nel 2012, oggi pesa 2,4% sul totale delle imprese che esistono nel nostro paese. Senatore, è tanto o è poco essere passati dall'1,7 al 2,4? Non so se sia tanto o se sia poco, in ogni caso c'è stata un'accelerazione e comunque che sia tanto, che sia poco, poco importa, è quello che è successo e da certi punti di vista gente come lei si prenderà carico di dirci se è tanto o poco. Noi diciamo che è. L'ultimo aspetto ha a che fare, e poi arrivo al perché la resilienza. Cosa è successo dentro il macro aggregato delle imprese digitali? Beh, dentro il macro aggregato delle imprese digitali si verifica che produzione di software ed elaborazione dati crescono quantitativamente, diminuiscono dal punto di vista quantitativo i servizi internet, decollano le imprese di e-commerce e decollano in particolare nell'ultimo biennio. E allora, perché, diciamo così, mi sono permesso di dirvi che le imprese digitali hanno reso il paese più resiliente? Perché la crescita che si è verificata negli ultimi 2 anni è la crescita in particolare del settore dell'e-commerce, che è cresciuto negli ultimi 2 anni. Fatto 100 le imprese di e-commerce nel 2012, erano 255 nel 2020, sono diventate 377 nel 2022. E allora, caro senatore, siccome per essere resilienti bisogna dare una risposta immediata agli shock esterni, e la pandemia è stata uno shock incontrollabile, imprevedibile, fulmineo e paralizzante, se non avessimo avuto la crescita delle imprese che hanno permesso alla popolazione italiana di comprare e da certi punti di vista di avere beni e servizi durante il periodo di chiusura, saremmo stati tutti più, non dico tristi, ma sicuramente meno soddisfatti. L'e-commerce ha potuto farlo per diverse ragioni. In primis perché non ha barriere all'ingresso dal punto di vista economico-finanziario, le ha di natura cognitiva, ma vedremo che lì il dato è positivo. È plug and play, non ha bisogno di tempi di realizzazione molto, molto lunghi e probabilmente è andato a soddisfare una domanda latente che si è manifestata d'emblée per effetto della pandemia e che non poteva essere posticipata, rinviata. Perché più coesa? Perché le imprese digitali hanno reso l'Italia più coesa? Perché, caro senatore, se noi ci rimettiamo a guardare i flussi
il nord-ovest era l'area del paese con la maggiore presenza di imprese digitali nel paese, il che è scontato, non c'è nulla di nuovo. Nel 2020 cambia un pochino la composizione della distribuzione delle imprese digitali all'interno del nostro paese. I numeri, la differenza non è abissale. Allora uno si chiede, io mi sono chiesto, dov'è la coesione? Perché ho detto che le imprese digitali, questa ricerca ci dice che le imprese digitali hanno reso l'Italia più coesa? Perché se noi ci fermiamo agli stock, diciamo cose sostanzialmente ovvie. C'è sempre la Lombardia o alcune regioni del nord più avanti di anni. Se invece guardiamo ai flussi, scopriamo delle cose più smart. E la cosa più smart è che nel sud Italia, caro senatore, fatto 100 le imprese digitali nel 2012, nel 2022 sono diventate 153. Allora ci sarà anche un effetto algebrico, ma è vero che il sud Italia ha recuperato attraverso la nascita e la diffusione di imprese digitali una parte del gap che aveva con le altre aree del paese. E in ogni caso ha viaggiato a velocità più elevate. Qualche dettaglio: la Campania ha il 10% delle imprese digitali del paese, il Lazio ne ha il 13%, la Lombardia ne ha il 21%, ma la notizia è che la Campania ha quasi il 10% di tutte le imprese digitali del nostro paese. Ecco perché, usando uno slogan di Padova, capitale europea del volontariato di qualche anno fa, le imprese digitali probabilmente permettono di ricucire il nostro bel paese lungo e stretto. E oltre a ricucire il paese, caro senatore, permettono di mantenere il capitale umano nei territori, evitando quel deflusso alla ricerca di occasioni di impiego che tradizionalmente caratterizza alcune aree del paese. Va da sé che non bastano le imprese digitali, bisogna portare le infrastrutture, però converrà con me, caro senatore, che la coesione territoriale si fa anche favorendo la nascita di imprese digitali e quindi portando la fibra in ogni famiglia, ultimo miglio incluso. Ultimo dettaglio: questo sviluppo delle imprese digitali ha reso il nostro paese un po' più imprenditoriale. Perché lo ha reso più imprenditoriale? Perché probabilmente la crescita abbastanza importante di alcuni comparti delle imprese digitali nel periodo 2020-2022 ha potuto realizzarsi perché c'era un potenziale imprenditoriale che rimaneva inespresso, in particolare in alcune aree del paese, e che di fronte alla necessità, all'urgenza, ha avuto la possibilità di esprimersi. Non ci nascondiamo che tutto questo è avvenuto perché in certi comparti, in particolare nel settore dell'e-commerce, come ho già detto poco fa, servono grandi capitali. Il vero capitale che serve è la materia grigia, sono le skill e le conoscenze, però questo, caro senatore, ci dice che ci sono aree del paese che hanno questa risorsa e che aspettano l'occasione imprenditoriale per metterla a frutto. E questo è un impegno per lei e per chi, come lei, è stato eletto all'interno del nostro Parlamento. Questione aperta, ho finito, vi dico brevemente, siamo ancora troppo piccoli, è tutto oro quello che luccica, la risposta è no, ed è un'ovvietà. Ma ce la diciamo per completare la cornice del quadro. Le imprese sono troppo piccole e in particolare sono troppo piccole nel sud del paese, quindi le imprese al sud sono più numerose ma più piccole, però anche questo, senatore, per certi aspetti è un'ovvietà. Tutte le imprese nascono piccole, tutte le imprese nascono piccole, e non c'è da stupirsi che i territori che hanno manifestato una maggiore spinta imprenditoriale negli ultimi 2 anni abbiano una maggior presenza di imprese piccole. L'impegno che tutti noi prendiamo, ma che gente come lei più di noi deve prendere, è creare le condizioni per far crescere queste
queste immagini. Grazie, questo è tutto il team che ha lavorato, citato già dal collega Nicola Stamboglis. Qui vediamo anche le loro facce. La rappresentanza di genere non è ancora così paritaria, ma anche su questo ci impegneremo, non cambiando noi, ma coinvolgendo altre persone. Grazie.